Dopo una pausa dovuta dopo 3 settimane di pausa siamo finalmente tornati a giocare la partita di campionato. Vi ricordo che la settimana scorsa il Volano Volley ha giocato il primo torneo Pregis, dove ha chiuso al secondo posto dopo aver duellato contro la pallavolo CBL che si è aggiudicata questa prima edizione insieme al Blue Team e ovviamente scusate, devo schiarire un attimino la voce. Quindi un bel torneo, ma adesso non si scherza più perché si ritorna a giocare una partita di campionato e oggi all'Arena Biancorossa ci aspetta un super big match. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la prima giornata di ritorno, 14ª giornata complessiva del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Rotoblas Volano Volley e l'Azimuth Giorgione. Dunque, come ho detto, dopo una piccola pausa dovuta alla la pausa ovviamente del Giro di Boa, si ritorna a giocare una partita di campionato. Veniamo da un bel torneo Pregis che si è svolto qui all'Arena Biancorossa, dove le ragazze di Luca Parlatina hanno fatto una buona partita nel turno della mattina, ma dopo si sono dovute inchinare alla potenza super della pallavolo CBL. Saluto ovviamente i miei compagni di viaggio, il mago delle statistiche che non è ancora in postazione ma che tra poco ci raggiunge, Andrea Zeni, il nostro scoutman, e ad affiancarmi in cabina di regia oggi c'è Fabrizio Saba che sarà pronto ad accogliere con le sue mani da ottimo tecnico tutte le incomprensioni, i problemi tecnici. Sarà lui a tenerci in vita la nostra diretta streaming. Un saluto va anche all'arbitro segnapunti, che sarebbe il vero regista ovviamente del canale YouTube Volano Volley Channel, alla Berloffa, che tornerà, vi ricordo, alla prossima partita che sarà contro Stiano sabato prossimo, quindi tra poco non si scherza più ovviamente. E ovviamente la Rotoblas si avvicinerà sempre di più anche a un evento importante che la nostra città fa, il Carnevale, quindi staremo a vedere cosa succederà per le partite di campionato. Vi aggiorneremo ovviamente tra poco. Allora, caro Fabrizio, 3 settimane d'attesa, siamo tornati a ammirare le nostre ragazze del Volano Volley, che sperando si rialzano, perché vi ricordiamo che al Giro di Boa la Rotoblas aveva perso al tie break contro oddio, adesso scusate che purtroppo sono un po' arrugginito, me ne rendo conto. Ah sì, contro la Duna Volley, che ci aveva sconfitto al tie break. La Duna Volley di Sara Angelini ci aveva sconfitto al tie break. Dopodiché adesso siamo qui pronti per vedere cosa combinerà oggi la Rotoblas. Allora io direi che non ho più nulla di cui parlarvi fino all'inizio della partita, quindi io direi che ci sentiamo tra poco per l'inizio della partita, quando Paolo Scrinzi presenterà le ragazze.
Eccoci qua allora, di nuovo collegamento dall'Arena Biancorossa di Polano. Dopo una bella pausa, allora vi informo allora che sta per cominciare questa giornata numero 14 del campionato di Serie B1 Girone C. Prima giornata del girone di ritorno. Quindi abbiamo già effettuato il giro di boa. Allora, secondo le previsioni, lo starting player annunciato da entrambi gli allenatori dovrebbe essere confermato, quindi non dovremmo aspettarci sorprese. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Simone Benigni di Brescia, assistito come secondo arbitro dal signor Andrea Bonzanni di Bergamo. Siamo pronti allora per l'inizio di questa 14ª giornata. Ovviamente prima lo starting player. Nulla di nuovo sull'ultimo Giorgione. Rotola svolare Volli adesso. Allora, nessuna sorpresa da parte neanche della Rotoblast Volano Volley che segue lo starting 7 tipo De Val e De Val e Manetti centrali, scusate, Piero Bon nel ruolo di libero, Pallecchio, Braida, Schiacciatrici, Orlandini e Bellini per composto Petruziello. Inizia la partita. Servizio della Rotoblast con De Val, battuto su Cindy di Fetti, vincerato è l'attacco vincente di Gogna e 1-0 per il Giorgione. Vedete dal lato Giorgione, nuova arrivata, numero 1 palleggiatrice Giulia Pincerato, nei ruoli di schiacciatrici Cindy di Fetti e Erika Andrick, nei ruoli di... Intanto Orlandini ha provato l'attacco e Manetti subito, 1 pari. Nei ruoli di schiacciatori, dicevo, abbiamo Cindy Lipesti, Andrick e nell'opposto è Giorgia De Bortoli. Le centrali sono Anna Chiara Cantamezza e la numero 7 Giulia Gogna. 1 pari adesso Rotoblast. Servizio nelle mani di Petruziello che batte sulla numero 11 di Bortoli. L'attacco al centro tentato da Andrick, che non è andata a buon fine per via di Piero Bon. E attacco vincente 2-1. Scalda il pubblico dell'Arena Biancorossa da un lato, i tifosi di Giorgione dal lato la Rotoblast. Ancora Petruziello, palla sul nastro, 2 pari. Servizio Giulia Pincerato, tutto il servizio su Bellini, Orlandini dal lato, Bellini attacca, impallamento difende Fetti, Pincerato, lato attaccato da
Cantametta è out. 3-2 Rotoblast. Attacco out di Cantametta. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su De Bortoli. Vincerato. L'attacco subito tentato da Cantametta, non è andato a buon fine. Braida ha dovuto fare un po' di muro. Fessi attacca, difende Braida. Orlandini dal lato di Bellini, che attacca il pallonetto, difende sempre la numero 10 Andric. Poi ha provato l'attacco De Bortoli, ma non è andato a buon fine neanche questo. Petruccello attacca, difende Fessi. Vincerato dal lato di De Bortoli. E vincente l'attacco di De Bortoli. 3 pari. Servizio alla capitana Giorgia De Bortoli. Servizio battuto su Piero Boni, che deve ricevere questo servizio. Manetti in difesa, il suo attacco Braida. Bellini. Attacco vincente di Bellini. 4-3. Giulia Manetti al servizio. 4-3 Rotoblast. Servizio battuto sul libero Morra. C'era l'altro attacco subito vincente di Andric. 4 pari. Ora al servizio Anna Chiara Cantametta per la Azimuth Giorgione. Servizio battuto su Bellini. Bellini attaccare, pallonetto, out l'attacco di. Cercato le mani ma non le ha proprio trovate. 5-4. Inizio di battuto da Cantametta. Attacco di De Val è vincente. 5 pari. Federica Braida al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto su De Bortoli, vincerato. Cindy difesi Muratta, ma c'è la difesa di Morra. De Bortoli attacca con la complicità anche di De Valle, ma non è andato a buon fine l'attacco, che invece è andato, e nemmeno l'attacco di Alli è andato a buon fine, perché c'è stata la murata di Gogna, che vale 6-5 per Azimuth Giorgione. Calcia al coro murata dai tifosi del Giorgione. Servizio di Andric su Piero Bon. Braida. Petruccello. Murata però difende Orlandini. Ancora Petruccello. Viene difesa da De Bortoli. Vincerato. Cindy difesi. Murata da De Val. Da Jesse. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Eccoci qua di nuovo in diretta. Vinto su De Bortoli, vincerato. Attacco tentato da Andric con l'ausilio del net, ma non è andato a buon fine per la difesa di Piero Bon. Bellini pallonetto, vincente. 7-6 Rotoblast. 7-6 vantaggio Rotoblast. In campo e campo. Quindi le immaginette non ve le posteriamo più, perché sennò vi perdete le esultanze delle nostre ragazze. Servito battuto su De Bortoli, vincerato subito. De Bortoli dal lato di Cindy, di Festi e out. 9-6 il punteggio, forse potrebbe arrivare il time out. Lì c'è Bellini, ancora lei al servizio. Si va avanti allora. Battuto su De
Bortoli vincerato subito. Attenzione. Gol! 16! Mamma mia, 16! Scusate, sono stato zitto, ma torniamo tra poco, andiamo con gli sponsor. Piera di piede può fare gol, ma invece ci fa un gran punto. Il punto del libero, signore e signori, da una palla innocua che sembrava auto ormai che avete toccato, invece è andata a fare un punto clamoroso, anche perché Morra credeva che andava fuori, invece in campo punto della Piera e arriva l'Ace. Ci eravamo lasciati proprio. Ace vincente. Però la partita è lunga ancora ed è solo il primo set. Bellini al servizio, riceve Mora, vincerato dal lato di Cindy Lifessi con l'ausilio del muro, difende Bellini, Praida, Orlandini e Andric, vincerato. Cindy Lifessi e stavolta il punto è 7-11. Allora, Cindy Lifessi al servizio, l'ausilio dell'ultimo punto. Servizio battuto, che vede Bellini, Praida, lato di Petrucciello, difende De Bortoli, vincerato, lato di Andric, ma viene difeso da Bellini, Piero Bon, no scusate, da Praida, attacco di Petrucciello curato, Praida, Petrucciello, Andric a sfiorare il tetto, Bortoli, difende Bellini, Praida, scatta una doppia, esatto, scatta una doppia a Praida, Praida perplessa, Luca però gli dice di stare calma. Allora ancora il servizio, Cindy Lifessi, servizio battuto, Orlandini, Praida al centro per Bellini, pallonetto, vincente, Alli, 18. Adesso al servizio Jessica De Val, servizio per la Rotoblast, servizio della Jessie su Morra, vincerato dal lato di Amuro 0, ma difende l'attacco Andric, però è out l'attacco, scusate, out la difesa, il punto di Andric, 19 il punteggio. Servizio Giulia Gogna per Asimo Giorgione. Emma Orlandini, Praida, Bagger per Berto Orlandini, Emma Orlandini, il 19 punto della Orlandini. La Carli Petru, la Carli PIM, servizio battuto su Cindy Lifessi, De Bortoli in Bagger al centro proprio per Cindy Lifessi che attacca, difende Bellini, Praida, Orlandini, attacco difeso da Cindy Lifessi, dal vincerato in free goal, Praida, oh Manetti prende il controtempo, però difende Cindy Lifessi e poi Andric, attacco vincente, 13 punteggio. Servizio Giulia Pincerato
Braida, lato di Orlandini, Murata, Orlandini da Cantamessa. 11-13 punteggio, Forte Luca chiamerà il time out adesso. Infatti ecco qua il time out. Sponsor. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo sul 13-11 a favore della Rotoplas, siamo nel corso del primo set di questa 14ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C e siamo al giro di... abbiamo appena da poco superato il giro di boa perché siamo nella prima giornata di ritorno. Giulia Pincerato al servizio per Adipiccio, servizio battuto su Orlandini che ha toccato il tempo. Che ha toccato perché ha fatto... a toccare il tetto, quindi 12-13. Pincerato il servizio su Orlandini da Orlandini, attacco vincente al servizio Emma Orlandini per la Rotoplas. 14-12 il punteggio. Arena Biancorossa, di difesi di riceve Pincerato. L'attacco tentato subito da Cantamessa, non è andato a buon fine. Petruziello. Siamo sul 15-12. Punto della Carli sulla difesa che è sparata sul tetto di Morra. Ancora Emma Orlandini al servizio. Morra, vincerà dal lato di Andri. Murata, Andri che è il muro vincente di Giulia Manetti. Vale a 13-12 per la Rotoplas. Ancora Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Cindy difesi. Pincerato Andri, Murata da Braida. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. 17-12. Ancora Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su De Bortoli. Embra, Murata, Embra. C'era l'altro lato, De Bortoli difende. Piero Bon. Bellini, pallonetto. Invasione contro la Rotoplas che ha toccato la rete proprio la Alice. 13-17. Servito la Cantana dell'Azimuth. Giorgia De Bortoli. Piero Bon, Braida. Bellini però deve concedere a Philip Blu. Embra vincerato l'attacco tentato subito da Cantamessa, non è andato a buon fine. De Bortoli difende Piertuziello. Bellini in controtempo e anche in controtempo Bellini fa il punto. Diciotto a 13. Giulia Manetti al servizio per la Rotoplas Volano Volley di Luca Parlatini. Servizio battuto su Lucia Morra. Incerato Fessi, Murata Fessi da Braida, ma la palla ancora a metà campo dell'Azimuth. Embra, attacco vincente. Anna Chiara Cantamessa al servizio. Due tifosi dell'Azimuth Giorgiones.
ci sono in tribuna. Harley 9-14 con un rullante, un tamburo e un megafono. Riescono a fare tutto questo chiasso. Federica Braida al servizio per la Rotblast. Servizio battuto su Cindy Lipesi, arriva Leith. Federica Braida ancora al servizio, autrice dell'ultimo 8. Spegne in rete. A 20 punteggio sempre a favore della Rotblast. Joel Embra al servizio per Giorgione. Embra difende e riceve Orlandini. Bellini pallonetto, difende Morra. Incerato pallonetto di Fessi, difende Braida. Piero Boningbager, Petruzzello difende Morra. Pincerato e fiscata la doppia. 21-15 il punteggio. Adesso al servizio per la Rotblast va la Alice Bellini. Lì va a toccare la rete. 15-21. Ha lanciato troppo in avanti il pallone, quindi è andato a pestare la linea in fondo campo che da regolamento è vietato, quindi è costato l'infrazione al servizio. 21-16 Cindy Lipesi al servizio per Giorgio. Servizio battuto su Orlandini, De Val e arriva Leith. Un po' di confusione qua da campo bianco-rossa, forse Luca chiamerà il time out adesso. Eccolo qua, andiamo con gli sponsor. Smart Sound. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, 21-17 punteggio. 17 Giorgione, 21 Rotblast. Servito battuto da Cindy Lipesi su Orlandini. Orlandini attacca, difende Morra. Pincerato dal lato di De Bortoli, difende Orlandini. Orlandini attacca, buca il muro di Gogna e va il 22-17. Adesso al servizio va Jessica De Val per la Rotblast Volano Volley. Servizio battuto. Morra incerato dal lato di De Bortoli, difende Orlandini. Braida, proprio Orlandini come prima. Nel doppio ruolo è Orlandini, prima deve difendere e dopo va a attaccare. 2 punti di fila subiti in questa maniera dal Giorgione, 23-17. Il dito di De Val va tutto su Morra sempre. Vincerà Orlandini, ha provato l'attacco. De Bortoli, murata da Carli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Ma troppa carica mi ha fatto.
Servizio battuto da De Val, out. 24-18, prima palla setta annullata alla Rotoblas. Servizio di Gogna per la formazione di Paolo Carotta. Servizio battuto da Gogna. Le scaramanzie qui all'Arena Biancorossa sono ma Orlandini 25-18 e si va al riposo sul punteggio di 25-18 e la Rotoblas è in vantaggio. Sponsor, torniamo tra poco per l'inizio del secondo set. Scusate, invece in realtà oggi abbiamo l'onore di avere le ragazze della Terzi Corps Spazio Danza, quindi lo spazio lo dedichiamo a loro per il loro momento di danza. Ci vediamo tra poco. Di nuovo riapriamo il microfono all'Arena Biancorossa di Volano dopo il bellissimo stacchetto musicale del Terzi Corps Spazio Danza. Siamo di nuovo pronti per iniziare a commentare la partita del Volano Volley contro Giorgione. Allora, riepilogo grazie al nostro mago delle statistiche Andrea Zeni. Allora, i punti di squadra della Rotoblas: 2 punti per Deval Manetti, 3 punti per Braida e Petruziello, 5 punti per Orlandini e 6 punti per Bellini. 21 punti di squadra, 4 di errore. Lato della formazione allenata da Paolo Carotta è 1 punto per Piccerato, Lifetti e De Bortoli e Embra, e 2 punti per altri. 10 punti di squadra, 8 su errore. Siamo allora pronti per cominciare secondo set della 14ª giornata. Servizio per la Giorgione, batte Fetti, riceve Orlandini, Braida, Deval subito, Jessica Deval 1-0. Ari? No, ok, uno pari.
a leggere il tabellino mi sono perso il primo punto del Giorgione. Oh, Orlandini, Morra, incerato, Fetti, pallonetto sbagliatissimo di Fetti. Wow, uno rotto, Vlad. Jessica De Bala al servizio. Servizio su Morra, incerato. Rick difende Petruziello. Bellino al centro, difende Fetti. Ancora Andrick. Mura. Ora rimane Orlandini, due pari. Attenzione, Giulia Cogna al servizio, battuto, out, 3-2, 8 plus. Carli PIM al servizio. Attenzione, battuto l'attacco di De Bortoli ma viene difeso. Attenzione, punto di Emma Orlandini, 4-2. Di Carli direttamente su Paolo Carotta, terzo punto per Giorgione. Servizio di Incerato, attacco di non sarà più una chiamata. È l'ABC dello sport di squadra, chiamarti la palla. 4 pari. Ancora Pincerato al servizio, batte su Orlandini. C'è l'attacco vincente di Cantameta perché la palla è trasformata in una free ball che ha sfruttato subito. Nulla da fare per Braida con la sua ultimo muro. Servizio di Orlandini in attacco, difende De Bortoli, Link, Braida, Orlandini subito, difende Morra, De Bortoli ancora, difende Orlandini, Braida subito, Federica Braida, 5 pari, non ci ha pensato su 2 volte. Emma Orlandini al servizio, 5 pari all'Arena Biancorotto nel corso del secondo set. Servizio battuto, riceve Fessi, attacco di De Bortoli, pallonetto, Bellini e subito Piero Bon dall'altra parte. Fessi riceve la free ball, attacca subito Cantamesa ma viene difeso ancora il suo attacco da Emma Orlandini. Bellini attacca a tutto braccio, 6-5 il punteggio. Ancora Emma Orlandini al servizio. Servizio impallonito, battuto su Manti. Cerato, Andrick, murata da Braida. 7-5. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Emma Orlandini al servizio. Emma battuto su Cindy di Fessi, Braida e Pincerato, scusate. E Bellini murate. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Ancora Orlandini al servizio.
arriva... No, sembrava Ace, ma non ha atterrata giù e arriva Andric. 6-8. Mi ha tratto in inganno la prospettiva dalla mia postazione. Giorgia De Bortoli, la capitana, al servizio. Inizio su Orlandini di De Bortoli. Manetti difende De Bortoli. Bellini subito, Morra. De Bortoli. 2 sulla palla, subito, Braida! E c'era anche l'invasione comunque contro il Giorgione, quindi il punto era comunque della Rotoblast. Giulia Manetti, servizio, in rete il servizio. 79 il punteggio. Anna Chiara Cantametta al servizio per Adriano Giorgione. Servizio Bellini Braida. Bellini difende proprio De Bortoli. Antic in gol. Orlandini pallonetto, Festi difende. Vincerato Andric, ancora Orlandini, Braida, lato di Petruziello. Tacco out. 8-9 il punteggio. Forza le distanze il Giorgione. Qui il calzamento di Bellini, Braida. Ne va il pallonetto, difende Pezzi. Pezzi dall'altra parte. Piero Bon, Braida. Bellini vincente. 18. Servizio per Federica Braida. Servizio battuto su Fessi. E vincerato. Andric difende Piero Bon, Braida. Lato Bellini. Muro. Braida. Dall'altra parte. Attenzione. Andric difende Braida. Se fa appunto la rotula viene giù una marea di fischi. Difende De Bortoli. Vincerato Andric. Attacco vincente. 19. Proteste cariche da parte di De Bortoli. Però secondo me ci potevano anche evitare, visto che il punto alla fine è arrivato. Proteste anche dal lato di qualche spettatore di parte Giorgione Pallavolo, che è stato placcato da uno dello staff che è rimasto in tribuna. Morra, Vetti, difende Piero Bon, Braida. Petruziello, Morra e attacca vincente della Carli. Allora battuto Piero Bon, Bellini, Orlandini difende Morra, vincerato lato di De Bortoli, murata da De Val. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Jessica De Val, Carota capitale al servizio, riceve Cindy Lifessi, vincerato De Bortoli, pallonetto, Martoli, pallonetto, Manetti e Braida, De Val, Petruziello! 13-10. De Val,
Riceve sempre Fessi, pincerato. Hendrik. Attacco vincente. Va nel tentativo di difesa di Braida. Giulia Gogna al servizio per l'Atimum Giorgione. Adesso i tifosi di ambo i lati si sono un attimino calmati. E Cantametta. A 12 punteggio. Ancora Gogna. Servizio Bellini. Vai da Cogliello. Attacco è out. 13 pari. Una parità all'arena biancorossa. 13 pari il punteggio. Servizio battuto sul tiro bond parte di Gogna. Vai da Orlandini. 14-13. Carli pronto al servizio. 14-13. Servizio in rete di Carli. Parità di nuovo, 14 pari. Giulia Pincerato al servizio. Servizio su produttivo del net su Manetti. Manetti però vedo la Pincerato. Andric difende Bellini. Braida. Orlandini con l'ausilio del muro difende Fessi. L'attacco tentato da Andric, ma è stato difeso a un braccio da Bellini. Carli firma il 15° punto per la Rotoblast. 15-14. Emma Orlandini al servizio. C'è stato un cambio. È uscita Andric per Embra. Intanto qua mi passa sempre al mio fianco il responsabile marketing Marco Bosco. Embra pallonetto, difende Petruziello. Bellini. Alli Bellini. 16-14. Time out, sponsor. In diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo sul punteggio di 16-14 per la Rotoblast Volano Volley, che sta conducendo questo secondo set. Ma Orlandina al servizio. Servizio. Petruziello, murata Petruziello da Cantametta. Servizio porto di Orlandini. Braida subito. 17-15. Giulia Manetti. Servizio su Morra. Pincerato subito, attacco vincente di Cantametta.
servizio Gogna, no scusate, volevo dire Cantametta, l'autrice dell'ultimo punto, dai da Bellini, attacco, è out. Vabbè, la palla era dentro comunque. 17 pari. Parità l'Arena biancorossa, servizio di cantamento di Bellini. Vai da Bellini, attacca, viene Murata e c'è il vantaggio del Giorgione. La Murata di Embra e Gogna. Arriverà il time out. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena biancorossa di Bolano, vantaggio dell'Asmut Giorgione 18-17. La messa al servizio su Orlandini, il centro Orlandini ha pestato la palla di seconda linea, 19-17. Servizio sull'audio del Brian e arriva al punto vincente 18-19. Federica Vrai dal servizio per la Rotoblas. Servizio battuto su Petti. Incerato Embra, bomba di Embra. 19-18, 20-18. Embra out. 19-20. Proviamo a tenere il treno. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto su Petti. Vincerato. Embra Murata. Morra. Petti Murata. Venti pari. Cambio, Embra lascia il posto, di nuovo Andric. Abbiamo rivista con la Moviola, servizio in rete, 21-20. Allora io ringrazio Fabrizio Saba che mi ha arrivato le immagini. Sì, era nettamente dentro. Ho appena rivisto le immagini. Un errore clamoroso dell'arbitro. Petruzziello e out. Attacco con difesa out. 21 pari. De Val, servizio battuto su Morra, incerato al centro Andric, è sbagliato in frazione di quarto tocco, vantaggio Rotoblat, e l'oraccio clamoroso di Andric che ha
hanno fatto praticamente un attacco a muro zero e la sparata sul nastro della rete. 22-21. Servizio battuto su Petti, e Bortoli difende Orlandini, però c'è la free ball. Incerato in bagger e Bortoli ancora pallonetto, difende Bellini. Braida, Orlandini, falli Bellini, Orlandini, 21. Arriva il time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Servizio per la Rotola sul 23-21, secondo set della 14ª giornata. Servizio out, 22-23. Giulia Gogna. Servizio. Piero Bon riceve, Raida, centro Bellini, pallonetto Bellini, 24-22, Tatball per la Rotoblast, 24-22, Carli al servizio, 24-22, servizio battuto, e arriva! Torniamo per l'inizio del terzo set. Per un punto oggi sicuro l'abbiamo portato a casa.
nuovo in diretta, anzi di nuovo riapriamo il microfono all'Arena Biancorossa di Volano. 2-0 Rotoblast, 25-18 il primo, 25-22 il secondo. Un punto è sicuramente portato a casa. Riepilogo punti. Dopo 2 set, 5 punti per Deval, 2 punti per Manetti, 7 per Braida, 8 per Orlandini e Petrusiello, 12 per Bellini. 42 punti di squadra, lato Asimut Giorgione, 2 punti per Pincerato, 1 per Petti, 3 per Gogna, 8 per Andric, 1 per De Bortoli, 4 Cantamessa, 2 Embra, 21 punti di squadra. E quindi possiamo anche dire che sui 40 punti di squadra sui 40 punti totali di Giorgione, 19 sono su errori nostri, quindi la Rotoblast deve solo migliorare questo, non concedere troppi punti regalati. Partita la partita. Terzo. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster. Vi ricordo che c'è una conoscenza della Serie A2, Cindy Lippetti, che tra l'altro nelle parti giovanili di Chiavenna è stata allenata da un allenatore che adesso allena la squadra dell'Antea Volli Vicenza in Serie A2, che è Ivan Iosi, che mando un grande saluto all'allenatore, che è stato anche tra le file della ex Trentino Rosa nella stagione 2016-2017. Gli mando un gran saluto. Servizio sull'1 pari affidato a la numero 15 Chiara Cantamento. Servizio su Bellini, quindi Rifetti. Ho chiamato una piccola dedica e quindi Rifetti fa il punto. Punto è vincente della Rotoblast. 2 pari. Attacco out. Scusate un attimo di silenzio, ma stavo finendo di preparare una cosa di grafica per i nostri social. 3 pari. Già morto potresti. Embra al servizio, che adesso è diventata la titolare, prendendo il posto di Andric. Attacco murato da Gogna. 4-3. Ancora Embra. Servizio. Servizio out. 4 pari. Un saluto a Federico Pallaver, che ha voluto scrivere un messaggino che adesso ha nascosto. 5-4 il punteggio. Cambio. Andric prende il posto di Cindy Rifetti. 5-4, quindi questo è il tentativo di Paolo Carotta, quello di
servizio proprio di Eric Andrick, che appena subentrata a team difetti. Quindi in rete 6-5 per la Rotoplas. Giulia Manetti al servizio. Vi ricordo, per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, che la Rotoplas conduce questa partita per 2-0 con 2 set vinti per 25-18 il primo e 25-22 il secondo. Vi ricordo, per chi non conoscesse le regole della pallavolo, che si gioca al meglio di 5 set e se la Rotoplas dovesse vincere questo set dovrebbe, no, senza dovrebbe, se vincete questo terzo set vincerete la partita della serie. Scaramanzia portami via, conoscendo il pubblico di Volano. Giulia Gogna al servizio, riceve Orlandini, Braida, va al pallonetto, De Bortoli, attenzione, Andrick, free ball, Braida, Orlandini con lo giro del net, no, è proprio di 4 punti. Vantaggio della TV Giorgione. Il punteggio, servizio di Gogna, out il servizio di Gogna ed arriva di nuovo la parità, state pari. Federica Braida al servizio. Servizio ace di Braida. Taggio Rotoplas. Ancora Fede, servizio Andrick di Terato. Ambra, attacco vincente. Tutto pari. Giulia Pincerato su Bellini, scusate, Braida. Bellini, pallonetto, difende Andrick. Attacco di De Bortoli, difeso da Orlandini. Petruziello difende Pincerato. Morra, Embra, attacco vincente di Embra. 9-8. Giulia Pincerato, ancora lei al servizio. 9-8 per Giorgione. Riceve Bellini. Braida, Petruziello, Carli. 9 pari. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto. Orlandini. Embra murata. Embra dal lato di De Bortoli. Difende Bellini anche con l'ausilio del muro. Petruziello difende Pincerato. Bellini ha tentato l'attacco. Petruziello. Embra difende Orlandini. Braida, tutto di Orlandini. Orlandini 19. Alice Bellini al servizio. 19 per la Rotoplas. Spegnerete il servizio. 10 pari.
De Bortoli al servizio, difende Bellini. Vai da De Val. Morra. Embra. Attacco difeso da Bellini. Braida. Orlandini difende De Bortoli. E Pincerato. Andric. Attacco difeso da Braida per Piero Bon. Orlandini dall'altro lato. Attacco da Vincente. 11-10. Il capitano Tonino Papani Giannorossa al servizio. Jessica De Val al servizio. Servizio fatto dopo Andric. Pincerato. Andric difende De Val. Orlandini. Orlandini. 12-10. Jessica De Val. Servizio. Morra di riceve. Pincerato. Andric. Da 12 punteggio. Cantametta. Fruttiello. Martina attacca. Difende Pincerato. Cantametta. Embra pallonetto difendo. Attenzione Gogna. Embra free ball. Braida. Lato di Orlandini. Pallonetto. Difende. Andric. Però c'è la free ball un'altra volta. Piero Bon. Petruzziello. Out. No, è punto nostro. Tocco. C'è tocco del muro. 13-11. Brava Carli! Carlotta, Petruzziello. Ancora Carlotta. Morra riceve l'attacco e il servizio. Embra difende. Braida. Orlandini. 14-11. Time out. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorotta di Volano. Siamo su 14-11 della Rotoblast Volano Volley. Carli al servizio. Servizio out. Allora, scusate, sembra il servizio. Orlandini riceve Braida. Manetti. L'attacco di Pincerato. De Bortoli difende Bellini. Braero Bon. Bellini attacca. Difende Morra. Pincerato. Andric out. 15-12. E Morlandini al servizio per la Rotoblast. Visto battuto. Pincerato. Embra. C'è la free ball. Embra riceve. Braida. Scusate, Pincerato. Però c'è l'invasione contro la Rotoblast. 13.
Andric, servito battuto. Riceve Orlandini. Aida. Guardione contro. Cambio attenzione per la Rotoblast. Giulia Manetti lascia il posto a Asia Calza. Giulia Manetti. No, però ci sono dei cognomi trentini che sono Calza, quindi è giusto dire Calza. Embra Muratta, Bellini. Braida! Stavolta non gli è andata bene. De Bortoli. Petruzziello, Braida. Bellini. Embra difende. Peccato. Però ci ha provato Emma Orlandini. 14-16. Giugno Gogna riceve Bellini. Braida al centro, Petruzziello out l'attacco. Sì. A 15 adesso. Gogna riceve Orlandini. Braida. Bellini riceve De Bortoli, difende Bellini. C'è la free ball. Embra Cerato attacca Cantamezza, ma è difeso da Petruzziello. Bellini. Alli 17-15. Federica Braida. Vede servizio battuto. Out. 16-17. Giulia Pincerato riceve Piero Bon. Braida. Lato di Petruzziello. Morra difende l'attacco di Carli. De Bortoli attacca, difende. Oh, in due sulla palla. Solito errorino che bisogna stare attenti. Infatti urlano voce i tifosi. Embra a muro 0 sul nastro. 18-16. Alice Bellini al servizio. Tutto il servizio su Morra. Incerato De Bortoli. Difende Braida. Piero Bon, lato di Petruzziello. Difende il suo attacco, però c'è dall'altra parte ancora Orlandini. Impegna nella nostra metà campo l'attacco di Orlandini. 7-18. Giorgia De Bortoli al servizio. Servizio. Orlandini difende Morra. Incerato. Andric difende Piero Bon. Braida, lato di Bellini. Bellini con la toccamuro. 19-17. Jessica De Val, la nostra capitana adesso al servizio. Bra! Che bomba! 18-19. Anna Chiara Cantamessa. Servizio.
Servizio battuto su Bellini. Orlandini. Sta messa a difeso. Embra, muro 0, ma difende Piero Bondi. Almeno ci ha provato. 19 pari. Time out. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, punteggio di parità nel corso di questo terzo set, 19 pari. All'Arena Biancorossa, terzo set, 14ª giornata, campionato Serie B1 girone C, Rotoblas Volano Voli vs Asimut Giorgione. Braida, lato di Petruziello, 19. Servizio da Carli su Morra. Incerato. Embra. Mamma mia che difesa di Petruziello. Orlandini. Niente da fare perché Morra ha difeso. Andric. Braida. Bellini. Out. È in campo. 19. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 21-19 per la Rotoblas. Siamo all'epilogo di questo terzo set. Morra ha ricevuto il servizio di Petruziello. Un'altra bomba di Embra disinnescata. E Orlandini! 22-19. A Carli al servizio. Ancora lei. 22-19. Servizio battuto su De Bortoli. Andric Murato. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster. Cambio per la Rotto e l'Asimut. Andric al posto di Cindy Lifetti. Servito battuto. Cindy difende Gogna. Embra. Asia mura l'attacco di Embra. Muro 0. Joel Embra al servizio. Servito battuto su Orlandini. Braida. Lato di Petruziello. Difende De Bortoli. Free ball per la Rotoblas. Braida. Orlandini. Muro out. 24-20. E ora c'è il match ball per la Rotoblas.
Riceve Fessi. Fessi ad attaccare. Difende. Invasione Rotoblat. 24-21. Quindi li fente al servizio. Sempre match ball per la Rotoblat. Servizio battuto su Piero Bon. Braida. Bellini per chiudere. 25-21. La partita perfetta della Rotoblat. Neanche gli errori ci tolgono la vittoria. Maledizione spestata. La Rotoblat Volano Volley batte l'Artimut Giorgione per 3-0. 25-18 il primo, 25-22 il secondo e 25-21 il terzo set, che vale la vittoria per 3-0. E la Rotoblat torna anche a vincere in casa davanti al proprio pubblico ed è una gioia bellissima. 3-0 Rotoblat. Da allora siamo quasi in chiusura della nostra diretta. Vi ricordo che la prossima giornata sarà sabato a Ostiano contro Ostiano alle ore 20:30. Un saluto ad Andrea Ardeni, il nostro mago delle statistiche. Grazie a Fabrizio Saba, il nostro regista. Appuntamento sabato prossimo per la diretta della 15ª giornata del campionato di Serie Minuti Unici. A tutti voi l'augurio di una serena notte. Torniamo sabato prossimo. Vi lascio alle immagini della festa. Allora, la vigilia sarà fatta. Abbiamo dedicato il signor Marco Bosco, responsabile del marketing del Simulano Volley, assieme al signor Enrico Pesetto di Harley Veneto. Grazie per la vostra presenza. Allora, la vigilia sarà fatta. E l'atleta del Volano Volley, numero 14, Alice Bellini.
you just can't breathe? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Does the bones take you? Does the